Buonasera e benvenuti al Pala BFC per questa sfida al vertice del campionato di Serie B femminile tra BFC, Basket Femminile Conegliano, e Giants Marghera. A pochi giorni dall'8 marzo, giornata internazionale della donna, vogliamo dedicare questo momento al progetto Forza non è violenza, giunto quest'anno alla seconda edizione. Un'iniziativa nata con il nostro sponsor Dyname, Fondazione Comunità Sinistra Piave e Benetton Rugby per diffondere attraverso lo sport una cultura di rispetto e responsabilità e che oggi cresce con le adesioni di Treviso Basket e Red Panthers Rugby, un movimento sportivo sempre più unito nel dire che la vera forza è rispetto, consapevolezza e gioco di squadra. Questa sera celebriamo anche un altro valore fondamentale della nostra società, la continuità della nostra storia. Ogni giocatrice dell'Under 13 e una giocatrice del BFC accompagneranno le nostre atlete della prima squadra. Un passaggio di testimone per chi ha costruito questa realtà, chi la vive oggi e chi la porterà avanti domani. E ora andiamo alla presentazione delle squadre. Per il Giants Basket Marghera, con il numero 5 la capitana Viola Diodati, 6 Beatrice Tasca, 9 Emma Luraschi, 10 Valentina Resimini, 11 Claudia Gobbo, 14 Anita Carraro, 23 Cristina Guerra, 25 Michela Volpato, 33 Caterina Scarpa, 34 Eva da Pozzo, 35 Anna Masiero, 46 Giovanna Pertile. Capo allenatore Luca Scarpa, primo assistente Luca Darcier, secondo assistente Aurelio Conto, accompagnatore Alessandro Ceriello. E per il basket femminile conegliano, con il numero 7 la capitana Claudia Amabiglia, numero 8 Elena Lazzari, 9 Rossana Boccalato, 10 Sara Malbascia, 12 Serena Marton, 14 Aura Minincleri, 15 Giulia Vettori, 16 Giorgia Zanardo, 18 Marta Maschietto, 24 Marta Sponchiado, 26 Emma Daidone, 40 Veronica Antonello. Capo allenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Basso, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita i signori Michele Tondato di Susegana e Matteo Favaro di Giavera del Montello. Sponsor Day Connection Quadri Elettrici Industriale. Il titolare Roberto Zuccaro al microfono di Fede Kais nell'intervallo. Buona partita a tutti!
Buonasera, benvenuti qui alla BFC. È la nuova giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile e oggi c'è un grande match qui a Conegliano perché ospiti qui al Pala BFC c'è niente po' di meno che i Giants di Marghera, le giganti che dominano il campionato e che oggi proveranno a staccare definitivamente il pass per arrivare alla fase finale del campionato di Serie B come prime del girone. Fabri, che cosa ci aspetta oggi? Oggi ti aspetta una squadra che è stata costruita e attrezzata per il salto di categoria, una squadra costruita per andare in Serie A con diverse professioniste al suo interno, con diverse giocatrici che hanno calcato per tanti anni anche i parquet di A1, che hanno giocato in nazionale e quindi ben organizzata, ben messa in campo da un coach molto esperto come Luca Scarpa. Una squadra che ha perso finora solo 2 partite, di cui, dobbiamo dirlo, una proprio con BFC all'andata, la prima partita che hanno perso, di solo 2 punti in un finale molto concitato, però appunto sicuramente sono venute qua, oltre che per, come dicevi giustamente tu, aumentare il loro vantaggio e quindi prendere definitivamente la testa del campionato, ma anche e sicuramente per vendicarsi di questa sconfitta subita all'andata. Una partita pazzesca, Fabri, ci aspettiamo piena di energia, così come tanta energia arrivata dal nostro main sponsor Connection, che oggi appunto la giornata è dedicata a questo grande sponsor che punta moltissimo sul sostegno dello sport. Oggi abbiamo qui anche un grande ospite, Fabri. Io non so se riuscirò a elencare tutto il suo palmarès. Oggi qui c'è il grande Renzo Bariviera che è venuto proprio a dare un saluto e dare una testimonianza come anche un grande campione possa interessarsi al basket femminile oggi, un movimento in grande crescita, Fabri, e infatti dopo questa partita tutti a vedere la nazionale che se la gioca contro gli Stati Uniti alle 22 su Rai Sport. Sì, infatti guarda, grande parterre oggi qui al Pala BFC. Infatti in primis appunto il grande Barabba, che appunto non elenchiamo neanche tutto quello che ha vinto perché non potrebbe bastare tutta la partita, però voglio dire una leggenda della pallacanestro italiana, ma tantissimi tifosi e tantissime personalità della pallacanestro ad affollare il Pala BFC. Ma intanto la partita inizia con la prima palla recuperata proprio da Marghera e Gobbo subito in attacco. Resemini che chiama il blocco Gobbo, ma difesa molto aggressiva, ma subito a segno Guerra dai 3 punti. Sì, buon tiro di Guerra, qui il tiro libero piazzato che è riuscita a mettere, adesso è Boccalato che finta il tiro, entra in sottomano. Rossana Boccalato, ricordiamo un ex di questa partita perché 2 anni fa proprio protagonista a Marghera. Grande difesa di Serena Marton che va a recuperare, subisce un paio di contatti, poi quando sta andando a canestro l'arbitro tondato di Susegana fischia il fallo. Sarà solo rimessa laterale probabilmente. Infatti no, sono 2 tiri liberi. Ho cannato subito il primo fischio. Sono 2 liberi perché il fischio è arrivato nel momento in cui Serena appunto aveva già iniziato il terzo tempo. È vero che il primo contatto, che era stato anche più evidente, forse ai limiti dell'antisportivo, Fabri, era arrivato prima. Sì. Lungo il primo di Serena, ma c'è sicuramente un po' di emozione in campo, come tanta emozione c'è anche sulle tribune. Sfortunata anche sul secondo, Daidone tocca rimbalzo, ma è Marghera a riuscire a recuperare la palla. Poi ottimo intercetto di Amabilia. Guerra caccia la palla dietro, poi Amabilia si fa intercettare da Gobbo. Sicuramente le squadre sono molto tese, molto emozionate. La posta in palio è alta, il pubblico è quello delle grandi occasioni, quindi non è sempre facile impattare in questo tipo di partite. Qui Antonello ha provato un sottomano rovesciato che però è uscito, adesso è ancora Marghera a guidare l'azione offensiva. Sì, aveva attaccato molto bene Antonello, poi forse anche un contatto, ma regolare secondo gli arbitri. Sicuramente non è regolare questo intercetto invece che fa di piede destro, e quindi saranno 14 secondi per giocare ancora in attacco per
Marghera e sarà Pertile a gestire la rimessa. Pertile, Fabri si sta incaricando di organizzare il gioco, quindi una lunga che ha grandi doti anche nell'organizzazione del gioco, è sicuramente un'arma in più per questa Marghera. Sai, lei comunque tanti anni anche prima giovanili era Reyer, poi 8 anni tra Reyer, Trieste, Umbertide, sempre in A1, categorie in cui lei giocava in realtà da esterna, da 3, e quindi è abituata anche a giocare fronte a canestro, come è abituata a giocare fronte a canestro la nostra Emma Gemma Daidone, che dal mezzo angolo va a punire la difesa di Marghera. Ha trovato infatti lo spiraglio giusto per andare subito a realizzare Gemma, brava ad avere coraggio comunque da una posizione non semplice. Adesso grande intensità difensiva da parte del nostro capitano Claudio Amabiglia, che però alla fine tocca l'avversaria, il contatto è evidente, il fallo è correttamente sanzionato dall'arbitro, un fallo a testa. Sui cambi difensivi si è trovata Claudia Amabiglia a marcare da pozzo, quindi è stata costretta dall'ismetto difensivo a fare fallo. Bello l'intercetto di Antonello, è bello anche il suo passaggio per Serena, che è sfortunata nella conclusione in rovesciata da sotto. Peccato. Serena ha provato a mettere il canestro tra sé e l'avversario per evitare una stoppata, però è stata veramente sfortunata. Adesso prova a prendersi uno sfondamento che non arriva. 5 punti per Marghera, 2 per Conegliano, partita intensa. Sono partite davvero forti tutte e due le squadre. Un passaggio incredibile di Antonello, che è stato troppo anche per Daidone, che si scusa, ma veramente un passaggio a una mano in mezzo alla difesa. Aveva letto molto bene il movimento di Daidone e il passaggio veramente è stato forse con un secondo d'anticipo, altrimenti sarebbe sicuramente stato ricevuto da Gemma. Intanto altra grande azione difensiva di Ros Boccalato. Tuttavia Marghera riesce a trovare il tiro, non segna e palla a Conegliano. Antonello di nuovo, 1 contro 1. Gli arbitri dicono che è tutto buono, e probabilmente è così, però avevamo messo in un'ottima situazione Veronica Boccalato, cioè quella di attaccare in campo aperto con un'apertura molto veloce, con un movimento molto di palla molto rapido. Adesso molto diciamo esperta Amabiglia, che non riuscendo a fare la rimessa nei 5 secondi la butta addosso all'avversaria. Ancora Gemma con la palla che poi va a bloccare per Antonello, che può attaccare ancora il ferro, poi scarica per Boccalato. È sfortunata anche Rossana Boccalato, diciamo che non stiamo concretizzando le buone soluzioni d'attacco che stiamo costruendo. Sì, c'è stata un po' di sfortuna da parte di Conegliano su alcune azioni, non siamo riusciti a segnare dei canestri che normalmente entrano, però capiamo esattamente l'atmosfera, è difficile da interpretare per entrambe le squadre. In questo momento però Marghera è a +3 e adesso ha palla in mano. E molto bene Resemini anche all'andata aveva segnato 11 punti, ma veramente creando grossi problemi alla nostra difesa. Perde la palla Serena Martò sul suo movimento tipico di virata, poi la riperde anche Marghera, quindi possesso per Conegliano. Wow, Fabri, qua facciamo fatica a prendere fiato, ci auguriamo che da casa ci sentiate. Noi qui sentiamo un frastuono incredibile, per cui non siamo sicuri che vi arrivi la nostra voce pulita, perché c'è veramente il pubblico delle grandi occasioni, è un'atmosfera che proprio si sente carica di agonismo, carica di aspettative oggi. Sì, palla BFC stracolmo, bello il passaggio ancora di Antonello per Daidone, che poi segna da sotto canestro e si alza l'urlo liberatorio della curva coneglianese. 7-4, adesso BFC in difesa, Resemini lontanissima da canestro, ottimo lo show di Daidone, di Boccalato, poi allunga un po' il braccio e l'arbitro Matteo Favaro dice che è fallo. È il primo fallo per Boccalato, secondo
di squadra per Conegliano, e mentre Marghera ha solo un fallo fatto. Siamo a metà del primo quarto, 7 Marghera, 4 Conegliano. Completamente libera Guerra, che comunque ha un buon tiro da 3, infatti adesso lo prova e lo mette anche. Forse troppo libera Cristina Guerra. Diciamo che Cristina Guerra, quando c'è da tirare da 3, non ci pensa su, e avere spazio tra lei e il canestro può essere veramente letale oggi per Conegliano. Adesso boccalato con uno step back, ma si lotta a rimbalzo, l'ultima a toccare, sì. E ancora Resemini, perché Antonello si era buttata forte a rimbalzo. Grande concentrazione qui di Veronica, che è riuscita a capire dove poteva andare a finire il rimbalzo ed è riuscita a guadagnare un possesso che ci serve come l'ossigeno in questo momento. È molto abile da Pozzo a intercettare il passaggio di Marton, poi errore da sotto, ma ancora rimbalzo per Marghera, che ovviamente sotto canestro è a livello di centimetri molto più dotata di Conegliano. Ancora Gobbo ad attaccare Daidone in questa situazione e scadono i 14 secondi. Non aveva notato Gobbo che stava perdendo tempo, si lamenta anche coach Scarpa. 10 Marghera, 4 Conegliano, possesso Conegliano, che in questo momento dà un po' di ossigeno a Serena Marton e rimette dentro Marta Sponchiado, assente nelle ultime gare, quindi rientra oggi per Marta. Un chiarimento ancora tra gli arbitri e coach Scarpa. Intanto intervento anche del Sara Clean Team a pulire il parquet, mentre coach Scarpa continua a chiedere spiegazioni. Noi ne approfittiamo per salutare Gianni Boccalato, Sara Bianco e io Luisa Ancheno, che come sempre sono prontissimi su YouTube a mandarci i loro saluti, i loro commenti e anche i loro forza BFC. Ma salutiamo anche Maurizio Buscaglia, coach Buscaglia, che ci segue sempre nelle nostre telecronache, così come Francesco Cocco, il Cucoc di Gorizia. Prova Daidone un backdoor, poi riesce a recuperare comunque il possesso della palla, incrocia benissimo Antonello e va a segnare da sotto canestro. Che canestro per la numero 40 Veronica Antonello, veramente di spessore. Ci voleva questo canestro conegliano, ma dall'altra parte Marghera gira la palla a Fabri divinamente. E poi a ribaltare il lato, ma ancora una volta le ottime rotazioni difensive organizzate da coach Minincleri costringono una palla persa Marghera. Adesso esce Resemini. Vorrei leggere questa partita sul filo dell'equilibrio, se fosse entrato qualche canestro a Conegliano, che normalmente entra, anche se siamo in credito, dai. Marghera è veramente una squadra difficilissima da interpretare. Adesso cade Diodati, possiamo esattamente concretizzare questo con una bomba di Antonello, che riprende da dove aveva interrotto a San Bonifacio. Vediamo che Conegliano vincitrice nell'ultimo turno, 2 punti, bomba di Antonello. Mamma mia, qua che ottimo intercetto di Boccalato. Ad andare buona la difesa di Antonello, poi sfrutta il blocco di Daidone, serve bene Daidone, che può andare a tirare da sotto, subire fallo, e saranno 2 tiri liberi per Emma Gemma Daidone, che questa sera rinuncia alla sua maglia della salute, ma mantiene tutta la sua intensità e la sua energia. Assolutamente Fabio, così come dicevamo, tantissima energia è arrivata oggi dal pubblico, qui c'è un'atmosfera incredibile. Adesso Tommy DJ mette la musica, ma veramente prima era difficile sentire la nostra voce da quanto il pubblico sta spingendo BFC, pubblico delle grandi occasioni, tante società sportive anche che sono venute oggi qui a Conegliano a dare la loro testimonianza di vicinanza alla nostra squadra. È veramente ricordiamo molto bello. Tra tutti Pontedera Priula, che occupa con i suoi tifosi quasi mezza curva di Conegliano, ma anche gli amici della Ruker e della Vigor.
E oltre a questi ricordiamo anche sempre la grande iniziativa che lega il mondo del basket al mondo del rugby, un'iniziativa di basket femminile conegliano e di Treviso Basket, Red Panzer Rugby e Benetton Rugby per diffondere attraverso lo sport una cultura di rispetto e responsabilità. È appena passato l'8 marzo, la nostra campagna Forza non è violenza la portiamo avanti dallo scorso anno nel rispetto delle donne e noi tutto il giorno lavoriamo affinché non sia l'8 marzo solo un unico giorno nel nostro calendario, ma accada 365 giorni all'anno, Fabri. Assolutamente, una delle nostre mission, diciamo così. Riteniamo di essere una società che lavora anche e soprattutto su questi principi e su questi valori. Intanto Gemma è sfortunata al primo tiro libero. Glielo sputa fuori il ferro, adesso stiamo concentrati a prenderci questo rimbalzo perché abbiamo bisogno assolutamente di un extra possesso. Ed è la controguffata diventa quasi una sentenza, perché Gemma segna il tiro libero. Poi l'arbitro vede purtroppo il secondo fallo di Rossana Ross Boccalato e questa è una pessima notizia. Una pessima notizia perché Ross sta facendo una difesa pazzesca su Marghera e avere già il secondo fallo, insomma, è un po' un peccato. In queste ultime partite Rossana è stata veramente decisiva sia in difesa che in attacco. Adesso fallo di Gemma Daidone, canestro di Beatrice Tasca che avrà anche un tiro libero. Sul cubo del cambio anche Aura Minincleri. Vuole alzare il quintetto coach Minincleri, appunto. Entra nella partita anche Anita Carraro per coach Scarpa. E intanto il tiro libero supplementare per Beatrice Tasca. 12-10, 2:34 alla fine del primo quarto. Sbaglia il tiro libero e ovviamente il rimbalzo è arpionato da Emma Daidone che poi apre. Palla per Sponchiado, adesso spalle a canestro proprio Ross Boccalato in allontanamento, movimento Nowitzki, forse avrebbe potuto andare anche a chiudere verso canestro questa situazione. Beh, proprio Carraro dall'altra parte con la palla, pressione difensiva da parte di Marta Sponchiado. Daidone su Tasca, caccia la palla, Gemma Daidone poi costringe a un brutto tiro, ma Tasca recupera il pallone e riesce anche a sfornare un assist che non si concretizza. Ancora palla per Marghera, ecco. E se c'è una cosa che dobbiamo sistemare, lo diciamo spesso, sono i rimbalzi difensivi. Le palle recuperate, adesso Tasca completamente libera. Muove veramente bene la palla Marghera in questi frangenti. Sponchiado, attacco testa. Ancora un passaggione di Veronica Antonello in pochissimo spazio dopo aver saltato. Serve un cioccolatino a Gemma Daidone che non si fa pregare, lo scarta, legge anche la frase e sì, poi lo addenta. 14-12. Dall'altra parte bravissima Carraro a replicare un canestro rovesciato da sotto. Bellissima partita, Assolutamente. Sponchiado a fare a sportellate. Veronica Antonello, Daidone, Antonello, finta il tiro per Daidone, finta il tiro anche lei, riprende l'equilibrio ma sbaglia da sotto, si scusa con le compagne per aver forzato questo tiro. Carraro da 3, sbaglia il tiro ma è Tasca a prendere il rimbalzo in attacco, stoppata da Ross Boccalato che ha rischiato il terzo fallo. Rischiosissimo. L'intervento era pulito, però sappiamo quando possa essere rischioso. Poi dei contatti. È solo il terzo fallo per Marghera, sarà rimessa per Conegliano. Sul cubo del cambio Michela Volpato. Ci ha provato Fabri Ross Boccalato a far sì che questa azione diventasse un'azione di tiro, ma effettivamente è arrivato
un po' in ritardo il tiro rispetto al fallo. Bene, comunque una partita veramente intensa, abbiamo visto tanto nervosismo ma anche tante bellissime realizzazioni. Adesso entrano nella partita anche Marta Maschietto e Giulia Vettori, un po' di riposo per Daidone e Antonello, che hanno prodotto tanto in questi primi 10 minuti. Maschietto vuole giocare, Sponchiato vuole giocare lunga questa palla, Boccalato va a attaccare, poi un tiro veramente complicato che però si adagia nel cotone della retina. Sono 2 punti per lei, ci sarà anche un tiro libero. Gianni, cosa ha fatto Rosqua? Questo era dedicato al papà, veramente una grandissima realizzazione qui della nostra Rossana, che in una situazione di equilibrio super precario è riuscita a trovare la coordinazione per trovare il canestro, il tiro libero aggiuntivo. È buono anche il tiro libero e sarà cambio proprio per Ros Boccalato, perché coach Minincleri dice vieni a prendere 2 minuti di fiato, intanto butta nella mischia anche Sara Malbasha per quest'ultima difesa. Bene Resemini che prende il tiro ma non segna, quindi il primo quarto si chiude sul 15-16 per Marghera. Bellissima partita qui al Pala BFC e anche per voi da casa. E diamo la linea adesso ai nostri sponsor. E riprendiamo la linea qui per il secondo quarto di una partita tiratissima tra le capoliste Giants Marghera e una BFC Conegliano Maidoma che sta provando a fare di tutto per contenere la fortissima avversaria, una squadra costruita per vincere il campionato, ma Conegliano sta mettendo ogni energia e ogni concentrazione mentale possibile per riuscire a tenere testa alla grande favorita. Una partita veramente intensa, dobbiamo dire che grande precisione da 3 da parte di Marghera e grande presenza a rimbalzo, buonissime comunque anche le azioni di Conegliano sull'ass Antonello Daidone. Adesso riprendiamo la linea, Conegliano riprende con un quintetto a Roma, un'altra mossa di Mincleri che parte subito con tutte e 5 le giocatrici cambiate rispetto a come siamo partiti nel primo quarto. Coach Minincleri ci ha abituato a questa cosa di ruotare davvero tutte le giocatrici e riuscire a ruotarle già nel primo tempo. Adesso un errore da 3 però un ottimo tiro comunque da parte di Giulia Vettori. Assolutamente ottimo tiro, si era trovata nella condizione di avere un'ottima visuale del canestro, non aveva nessun contrasto da parte delle avversarie, ha fatto benissimo a tirare, la palla è uscita, si è
catapultata Marta Maschietto per riuscire a prendere il rimbalzo, non c'è riuscita, ha quasi invaso la curva degli ultra di Conegliano, naturalmente tutta gente già nota alle forze dell'ordine. Comunque sì, giustamente come dicevi, scontro al vertice, ripassiamo brevemente la classifica. Marghera a 36 punti, Conegliano a 30 e poi dietro c'è Cusignacco, Montecchio a 26, Reyer a 24 e Termal a 24. Vabbè, una notizia, Guerra ha sbagliato la 3. E questa è davvero una notizia. Partita fortissima, la guardia di Marghera, 6 punti per lei fino ad ora. Dall'altra parte un'altra che è partita fortissimo, Veronica Antonello, però sbaglia da sotto. Era Marta Sponchiato, comunque con grandissimo coraggio si è buttata dentro, purtroppo ha sbagliato. Adesso Aura Mincleri non si accorge. No, ma probabilmente era una finta per poi ritornare indietro e sorprendere l'attaccante. Esattamente, è una cosa studiata chiaramente a tavolino, a sorpreso infatti anche noi, che non lo sapevamo, ma adesso che lo sappiamo ne prenderemo atto. Anche se non siamo sicuri che suo padre sia d'accordo, perché vedo già Veronica Antonello sul tubo del cambio. Marta Maschietto chiude veramente bene su Anita Carraro. Chiude la cassaforte a doppia mandata. E adesso palla a Sponchiato che sfrutta il gioco 2 con Maschietto, si scarretta dentro. Che passaggio di Marta Sponchiato e che taglio di Marta Maschietto. Da Marta a Marta per 2 punti e per il sorpasso BFC. È molto importante trovare delle geometrie di gioco non scontate che Marghera può far fatica a leggere, e infatti sicuramente in questo senso le mosse di coach Vincleri sono veramente studiate con molta attenzione. Adesso di nuovo dentro Antonello che lascia spazio a Sponchiato che si prende un po' di meritato riposo perché ha avuto un impatto molto importante sulla partita. Marta con la solita energia a cui ci ha abituati e non dimentichiamo appunto che oggi è il suo rientro dopo diverse partite di stop. Sì, purtroppo uno stiramento muscolare l'ha costretta lontano dal campo per alcune partite, però sempre importante la sua presenza. Vabbè, ma allora ditelo che è il festival dell'assist questa sera, un'altra magata di Veronica Antonello. Il 19-16, bel basket, lo ripeto, questa sera qui a Conegliano. Adesso palla dentro per Volpato, marcata da Malbascia che tocca la palla, poi la recupera Antonello, può giocare in campo aperto, Eurostep per Veronica Antonello e poi con le gambette il pallone si arrampica per il 21-16. Adesso fallo di Giulia Vettori, cercava uno sfondamento, ha cercato di proteggersi, si lamenta Guerras che si è fatta male, però si rialza, forse una distorsione di caviglia. Non lo so perché sembra molto dolorante la forte giocatrice di Marghera. Vediamo adesso se riuscirà a tirare libero, dovrà chiedere il cambio, purtroppo la vediamo veramente sofferente, ci dispiace moltissimo. Sì. Per la fortissima giocatrice Cristina Guerra, 19 anni, media punti di 4, anche se qui oggi ha sparato subito un 2 su 2 da 3 punti nel primo quarto, poi purtroppo ha sbagliato il primo tiro del secondo quarto. Ora 2 tiri liberi e andrà a batterli Beatrice Tasca. Beatrice Tasca, sappiamo, precisissima dalla lunetta. Beatrice Tasca, quasi 10 punti di media in questo campionato. Storica giocatrice Giants, ha militato anche in A2. Abbiamo dovuto buffarla purtroppo, una partita così importante, non possiamo esimerci. E ci castiga con il secondo tiro libero. Era chiedere un po' troppo, Fabri. Francamente se adesso pressione a tutto campo anche per Marghera. Blocco di vabbè, ma hai visto il passaggio di Antonello? Dove è passato? Non c'era lo spazio per quel passaggio lì. Guarda Fabri, è veramente bello vedere questo tipo di basket.
lo dico agli amici che ci seguono da casa, sia di Conegliano sia di Marghera, perché entrambe le squadre hanno messo in campo delle soluzioni veramente intelligenti, ma qui Antonello è in power play, negli ultimi 10 minuti si è veramente scatenata, con una visione di gioco che è veramente oltre questa categoria, Fabrizio. Ma guarda, visione di gioco, controllo di palla, rapidità di mani, lì per fare un passaggio di quel tipo lì veramente bisogna avere delle competenze di categoria superiore, perché assolutamente. Poi Fabio, adesso lasciami spendere due parole per le competenze del DJ che mi mette qualcosa di incredibile. Va bene, quindi con Ozzy e complimenti Osbourne, anche a Double T in splendida forma questa sera. Sì, perché il primo pezzo che aveva messo era un qualcosa di super giovane che noi non capivamo, ma qui ci sta emozionando il nostro Double T. Salutiamo anche i nostri amici di Streaming Sport che veramente forniscono un servizio incredibile a supporto tecnico nostro, un supporto tecnico di elevatissima qualità. Spero che a casa vi arrivi la qualità che stiamo mettendo anche noi a livello di regia per offrirvi uno spettacolo, lo spettacolo di questa sfida al vertice del campionato di Serie B femminile tra i Giants Marghera e il basket femminile Conegliano. Insacca il primo tiro libero Marta Maschietto nonostante l'organetto, insacca anche il secondo Marta Maschietto per il 23-17 per Conegliano a 7 minuti e 06 dall'intervallo lungo durante il quale avrai un po' di lavoro da fare, Fede, giusto? Sì, qua veramente oggi non ci facciamo mancare nulla, perché al di là del saluto al nostro sponsor Connection con l'amministratore delegato Roberto Zucchero, abbiamo la grande onore di ospitare qui la leggenda del basket Renzo Barabba Bariviera. Quando Ros Boccalato difende in questo modo mi fa battere il cuore, non me ne voglia mia moglie, ma veramente Marghera aveva bucato, cioè anzi Conegliano aveva bucato il raddoppio difensivo, Marghera era riuscito a mettere la palla in mezzo al campo, Boccalato è arrivato dal nulla a soffiare il pallone da dietro, credo a Pertile, adesso è Michela Volpato però dai 3 punti a riavvicinare le veneziane. Taidone rinuncia al tiro da 3 per riaprire per Ros Boccalato. Boccalato non rinuncia al tiro da 3, ma chi c'è a rimbalzo? Vettori che fa una brutta faccia e chiede il cambio. Esce correndo, questo ci va ben pensare, però non diciamo niente. La rimessa è per Conegliano, a nostro avviso era per Marghera. Sì, anche secondo me, che si lamenta il pubblico. Amabiglia in campo al posto di Vettori, adesso non un ottimo passaggio di Amabiglia, poi un tiro che forse sarebbe stato eccessivo chiedere che entrasse nel canestro, aveva completamente sbilanciata. 4 secondi, però Ros Boccalato certo. non si è fidata, ha tirato. Dopo la palla è uscita neanche di tanto. Adesso buona la finta di tasca ed è obbligata al fallo Amabiglia, ma aveva fintato bene il ribaltamento Beatrice Tasca e poi ha attaccato sul lato destro pur essendo mancina. Un fallo che manda in lunetta Marghera, che adesso può continuare a rosicchiare quel piccolo gap che Conegliano aveva costruito. Sbaglia Beatrice il primo tiro libero. Sul cubo del cambio credo Cristina Guerra, e potrebbe essere una buona notizia per lei, era uscita dopo aver subito un contatto, ma evidentemente sta bene e siamo felici di questo, ovviamente. Assolutamente, questa è un'ottima notizia, perché appunto sembrava serio l'infortunio. Per fortuna invece la giocatrice è di nuovo in campo. Consegnato
Boccalato con la palla, Maschietto può attaccare contro Volpato, poi Volpato chiude davvero bene. Michela Volpato, giocatrice con un'esperienza incredibile, giocatrice e allenatrice E preparatore fisico, quindi spazia un po' in tutti i ruoli sul campo da basket. E appena rientrato Guerra riprende di nuovo a mitragliare da oltre l'arco dei 6,75 il canestro di Conegliano, e quindi time out per coach Vini Cleri e time out anche per noi qui al Pala BFC. Riprendiamo la linea, 5 minuti alla fine di questo secondo quarto, tiratissimo in cui Conegliano era riuscita a scavare un piccolo tesoretto di 5 punti, ma Marghera mai doma, si è riportata avanti di 1, così proprio come era iniziato il quarto. Quindi un quarto, questo secondo sull'assoluta parità, però a due facce, insomma un po' bifronte. I primi 2 minuti e mezzo Conegliano aveva veramente costruito delle azioni molto efficaci, poi Marghera è tornata e Guerra per fortuna sta bene ed è tornata dentro a bombardare, Magari anche un po' meno bene, ma sempre bene. però no, davvero calda stasera Cristina Guerra, ma comunque Marghera ovviamente è rapidissima negli adeguamenti difensivi sul gioco di Conegliano. Adesso un passaggio un po' troppo alto da parte di Maschietto, e quindi ancora una recuperata per le bianco-arancio di coach Scarpa, completamente libera, sotto canestro. Volpato che poi prende anche rimbalzo in attacco sull'errore successivo, ancora Marghera con la palla, però Maro sboccalato e le sue leve infinite. Adesso poi subisce un altro contatto e poi l'arbitro Favaro fischia il fallo. Elena Lazzari sul cubo del cambio. Esce Marta Maschietto dalla partita. Rimessa che sarà gestita da Veronica Antonello. Esce anche Michela Volpato, rientra nella partita Claudia Gobbo. Un po' di difficoltà sulla rimessa, ma poi è Amabiglia a tirare, prende il proprio rimbalzo e a servire Boccalato, che può attaccare con un movimento Kicanovic, poi per Lazzari che incrocia, fa un numero, tocca anche a rimbalzo, ma l'ultima a controllare la palla è proprio Claudia Gobbo appena entrata. Era stata buona quell'intuizione di Elena Lazzari, però purtroppo non è stata precisa nella conclusione. Ancora perché era più 1, ancora Marghera palla in mano, si costruirà un tiro da 3 sicuramente Fabri. 6 secondi sull'orologio dei 24, completamente libera Resemini che sbaglia, rimbalzo di Lazzari. Boccalato, Antonello, attacco testa, un pick and roll laterale, poi Daidone che vuole la palla, poi Lazzari che non la controlla. Peccato queste palle perse. Sì, peccato perché Conegliano non sta più ritrovando quella fluidità di gioco che era riuscita a trovare. Intanto si riparte con di nuovo Marghera che
vuole assolutamente staccare Conegliano adesso. Ancora Guerra ad attaccare, mano sinistra, però al rimbalzo in attacco e Gobbo che sbaglia da sotto. Davvero una guerra lì a rimbalzo, poi in campo aperto. Sì, con un po' di ritardo, in effetti Antonello aveva subito fallo, l'arbitro Tondato fischia il contatto falloso, sarà rimesso per Conegliano, terzo fallo per Marghera, il primo per Claudia Gobbo. Palla per Ross Boccalato che prova a attaccare, poi c'è Gemma Daidone, passaggio intercettato ma Daidone riesce a recuperare, poi si fa stoppare da Pozzo. Ha provato a prendersi il fallo Gemma ma non è riuscita. Adesso è Guerra di nuovo che prova a far girare la palla ma per ritrovarsi in posizione di tiro. Buon intercetto di Boccalato che mette ancora in difficoltà Marghera. Recuperiamo con Boccalato e poi Amabilia, non seguiamo Amabilia in contropiede, quindi Claudia preferisce giocare e poi è Antonello che finta il tiro, subisce una decina di contatti, poi è l'ultima a toccare, lei dice ho staccato dentro, l'ho buttata addosso un'avversaria. Un gioco un po' troppo intenso e troppo veloce anche per gli arbitri. Rientra una partita Serena Marton e Marta Sponchiado. Ma ci sta, sai Fabri, che anche gli arbitri sentano questa partita perché è una partita, abbiamo detto, tesa e nervosa, il punteggio è basso, l'intensità agonistica è pazzesca. Quello che ci auguriamo è che la possano sentire i nostri amici da casa, perché qui è veramente un pandemonio e noi non riusciamo a sentire la nostra voce. Lazzari a rimbalzo comunque. Un po' di problemi a superare la metà campo, poi ce la facciamo con Gemma Daidone che fa da centro boa, poi qualche palleggio per lei, linea di fondo, poi serve Lazzari, ancora un contatto, brava a tenere e poi evidenziare bene il fallo di fronte all'arbitro Favaro che poi fischia 2 tiri liberi per Elena Lazzari che può andare a referto a 1,44 dalla fine del secondo quarto, 24-23, vantaggio Marghera, ma Conegliano è sempre lì. Tanto vediamo anche dei parziali dagli altri campi. Elena intanto segna il primo tiro libero. Brava Elena, adesso grande concentrazione, dobbiamo prenderci questo rimbalzo. Segna anche il secondo per il sorpasso Conegliano, 25-24, intanto a Muggia, Istrana batte Muggia 61-45 e a Casarsa il vantaggio su San Bonifacio 21-13, ma abbiamo ancora Guerra completamente libera da 3 punti, questa volta decide di graziarci, da Pozzo rimasto in attacco, è Pertile. Quanto è presente Fabri Marghera sotto le placche. Ancora Guerra che sbaglia da 3 punti, ma diamo un altro tiro a Marghera che insacca sul buzzer beater, questa volta con Gobbo, pressione sulla palla, Resemini che pressa Antonello, Lazzari che prova ad attaccare, poi serve Daidone, 8 secondi al tiro, rinuncia al tiro Marta Spocchiado, c'è Marton che subisce una botta davvero dura ma scadono 24 secondi, Marton subisce una botta durissima ma va a terra però Claudia Gobbo credo. Sì. Allora scontrarsi con Serena Marton è veramente un'avventura che non consiglio a nessuno. Mi è capitato questa sera al torneo estivo Martini circa all'1:30 di notte in una partitella che stavamo giocando Scapoli contro Ammogliati, io giocavo con gli Ammogliati e Serena con gli Scapoli evidentemente, ma vi posso dire che su un'azione in cui lei è venuta a chiudere una mia penetrazione, diciamo così, ho subito uno dei suoi proverbiali sfondamenti
e avevo male a ridere e a respirare fino a circa metà agosto. Riprende il gioco comunque qui a Conegliano con Cristina Guerra, Pertile da 3 punti, gol taglia fuori Lazzari, Marton con la palla, buona chiusura difensiva da parte di Eva Dal Pozzo su Serena Marton, che stava provando a disorientare la giocatrice avversaria, che ha una grandissima esperienza. Adesso c'è un time out chiamato a 21 secondi alla fine, ne ha 15 Conegliano per riuscire a creare un tiro, e poi quindi Marghera potrà giocarsi l'ultimo possesso ragionevolmente. sì, brava Serena a fintare la penetrazione, tornare indietro, fare la fine di tornare indietro e ritornare sullo stesso lato. Ha chiuso altrettanto bene la difesa di Marghera e giustamente, come dicevi tu, ci saranno circa 6 secondi e mezzo per Marghera poi per fare l'ultimo tiro. Comunque ottima partita, percentuali al tiro non altissime, difese davvero aggressive, ovviamente tanta tensione in campo e tanta intensità. Diretta, no. Allora riprendiamo la linea, 21 secondi come dicevamo alla fine di questo quarto, 15 secondi Conegliano per giocare, vediamo come riesce Conegliano, sponchiato su Lazzari, si stacca Marton e poi Antonello. Un po' di contatti forse, ancora. È buona davvero la difesa di Da Pozzo, però, e poi 3 secondi alla fine Resemini completamente Pertile, libero da 3 punti, sbaglia il tiro e quindi il punteggio resta sul 26-25 al termine della seconda frazione. Marghera ha provato a prendere il largo, poi Conegliano a sua volta ha provato a prendere vantaggio in questa partita, ma sostanziale parità al termine dei primi 20 minuti, con le due squadre che si sono affrontate fin da subito con grande aggressività, grande determinazione. Si è visto veramente del bel basket in questi primi 2 quarti, speriamo sia altrettanto nei secondi 20 minuti. Adesso una brevissima pausa e poi torniamo in campo con Federico Cais e Roberto Zuccaro di Connection, ma anche con Renzo Barabba Bariviera. Nella pausa lunga tra secondo e terzo quarto di questa partita pazzesca con il nostro sponsor Connection e Roberto Zuccaro qui con noi. Roberto, tanta energia come quella dei vostri pannelli? Tanta, veramente tantissima, emozioni uno dietro l'altro, veramente 2 squadre accanite, una partita molto equilibrata, bello da vedere, bello da vivere, brave tutte le ragazze. Brave le ragazze, sappiamo che qui oggi c'è la tua azienda, sono venuti in tanti a trovarci e sappiamo anche che uno dei vostri segreti è quello di puntare proprio sulle donne, sono più del 50% da voi. Sì, corretto, contiamo molto sulla parità di genere, quindi il nostro organico conta quasi il 50% di personale femminile e posso solo dir bene, quindi assolutamente sì, viva le donne insomma.
Viva le donne, un grande grazie agli sponsor che ci sostengono e in particolare a Connection che promuove e fa di tutto per sponsorizzare varie attività sportive. Cosa credi che lo sport possa dare a questa società? Beh, assolutamente molto, perché lo sport è prima di tutto sacrificio, dedizione, spirito di squadra, è fondamentale nella vita di ognuno di noi, è disciplina e porta a realizzare i propri obiettivi, i propri sogni, quindi come nel lavoro lo sport diventa una parte integrante della nostra vita. Grazie Roberto, adesso rimani qui con noi perché invito tutto il pubblico a fare un grande applauso. Stiamo per chiamare in campo una leggenda del basket, signori. Una Coppa Italia, 4 scudetti, una Coppa Corac, 4 Coppe delle Coppe, 2 Coppe Campioni, una Coppa Intercontinentale. Signore e signori, Renzo Bariviera. Ciao Renzo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Renzo, grazie di essere venuto. Tu sei un amico che sostiene BFC e oggi ci permettiamo di regalarti un libro che è scritto da una persona che conosci. Questo libro è per te. Sergio Taucher, c'era una volta all'NBA. Era il commentatore della Jugoslavia, praticamente commentava tutte le nostre partite della nazionale su Radio Capodistria in pratica. Esattamente, su Tele Capodistria e nei vari scontri internazionali lui parlava sempre bene di te. Qui nel suo libro critica l'NBA ed elogia invece i giocatori come te che avevano tanta eleganza e visione di gioco. Come credi sia cambiato il basket ai giorni d'oggi? Ma lo notavo anche oggi con le donne, io ai tempi frequentavo andavo a vedere qualche partita femminile ai miei tempi perché a Sesto San Giovanni e mi rendo conto che anche adesso gli uomini sono migliorati soprattutto dal punto di vista atletico. Fanno parlare. Ma mi rendo conto che anche le donne sono migliorate dal punto di vista atletico e quindi è uno sport molto più ovviamente fisico, forse meno tecnico, ma atleticamente molto valido. Allora Renzo, grazie della tua testimonianza, grazie ancora di essere qui tra noi, un grande in bocca al lupo, ci vediamo presto. Grazie Roberto, complimenti.
Ed eccoci di nuovo qui in diretta al Pala BFC per questo secondo tempo di Giants Marghera contro Basket Femminile Conegliano. Primo tempo in sostanziale parità, Marghera conduce per 26-25 al termine di 20 minuti davvero accesi e intensi. Due squadre si stanno preparando a rientrare, per adesso sono solo perché il mio collega Federico Cais credo sia andato a prendere degli spritz al bar del Pala BFC, ma avrà trovato sicuramente coda e invece eccolo qui fra noi. E intanto l'arbitro aspettava proprio lui probabilmente per fischiare il fischio di inizio di questo terzo quarto. Primo possesso per Marghera con Resemini che voleva probabilmente giocare spalle a canestro per Pertile, ma poi viene ribaltato il lato. Diodati sotto per Gobbo e ottimo aiuto difensivo di Antonello. Errore al tiro e Boccalato, ancora un rimbalzo per lei. Antonello chiama 1. Bene che Conegliano sia riuscito a recuperare questa palla, si sta complicando la situazione, ma Antonello è riuscito a schiaffeggiare verso Boccalato. Serena Marton con una magia che va a farsi spazio con un movimento cuneo sulla linea di fondo e poi ad appoggiare dopo aver fatto comunque una finta di passaggio. Esattamente, scarpe con ABS incorporato, è riuscita a frenare senza fare passi. Adesso quasi palla rubata da parte di Amabilia, però invece buon tiro dal 3. Bravissima Pertile in faccia ad Amabilia sul close out. Amabilia Nuovo vantaggio Marghera. Per poco non ha rubato la palla, veramente per un attimo. Tiro costruito davvero bene da parte di Marghera perché Conegliano aveva difeso in modo aggressivo e adesso è Gemma Daidona ad attaccare, a girarsi, ma conoscono bene questo suo movimento le ragazze di coach Scarpa, che gliel'avrà fatto sicuramente vedere nelle sedute video di questa settimana. La palla per Conegliano, però i secondi sono veramente pochi, ci vuole un'Ave Maria, Fabri. Davvero. Ecco Antonello sbaglia, ma tira comunque dentro i 24 secondi, poi si lotta a rimbalzo. Resemini per Diodati per Pertile. Muovono davvero bene la palla e velocemente, quindi è difficile adeguarsi in difesa. È difficilissimo, sì, perché Gioco a 2 tra Pertile e Gobbo, però è bravissimo Antonello che subisce un contatto ma riesce comunque a mantenere il possesso della palla. Serena dall'angolo, forse un po' mal consigliato questo tiro, non c'era nessun rimbalzo. Se lo sentiva, ma purtroppo col senno di poi di cui siamo dotati noi anziani. Noi anziani qui dalla console, perché se avesse segnato avremmo detto che grandissima tiro, grandissima scelta, ottimo tiro. No, ma è chiaro che quando questi tiri te li senti dentro è giusto anche ascoltare il proprio istinto. Il basket è appunto sicuramente testa, concentrazione, ma è tanto anche istinto. Certo, istinto, ritmo, coraggio anche di prendere tiri in situazioni anomale. Come coraggio ha sempre Gemma Daidone che va a guadagnarsi un fallo prendendo che però non spazio. scaturisce tiri liberi, Fabio, No. è solo rimessa perché è il primo fallo per Marghera ed è avvenuto prima del tiro, altrimenti sarebbe stata una giocata potenziale da 3 punti per Gemma Daidone. Invece ci ritroviamo con la rimessa con Antonello. Ancora Antonello a sfruttare il blocco di Boccalato questa volta, sponda su Daidone, Boccalato, spalla a canestro contro Resemini, è lì il mismatch, si gira Boccalato, sbaglia sfortunatissima, ma a rimbalzo c'è Daidone che però è l'ultima a toccare. Però vedi, la lettura di questo gioco è stata intanto corretta, molto paziente da parte delle ragazze di Conegliano, perché ci sono state delle rotazioni difensive su Boccalato che era marcata da Resemini, abbiamo usato la sponda, abbiamo messo la palla dentro e poi Boccalato ha fatto bene a insistere a cercare il tiro, come fa bene
a insistere anche Claudia Gobbo, che va a segnare da sotto. Ha fatto un numero, Fabri. Come? Ha fatto un numero Sì. impressionante. Poi allunga un po' le mani proprio Gobbo e Tondato dice: cara Claudia, questo è fallo. Sì, c'è grande intensità in difesa da parte di entrambe. Scusate, era Eva da Pozzo però che ha fatto fallo e non Claudia Gobbo, che si assomigliano anche un po', se vogliamo dirla tutta. E non si capiscono Antonello e Amabiglia. Palla persa per Conegliano. 27-31, 6:46 della fine del terzo quarto. Adesso dobbiamo stare lì, continuare a difendere in maniera aggressiva, correre in campo aperto, senza paura come abbiamo fatto in questi primi 23 minuti di gioco. 3 secondi alla fine, 2-1, è costretta al tiro Resemini, quasi lo segna, era un tiro davvero disperato, poi quasi recupera da Pozzo. Conegliano sta un attimo barcollando a livello di concentrazione, mi pare di capire, Fabri, perché purtroppo Marghera sta veramente leggendo molto bene le manovre di Conegliano. E Antonello invece non subisce né la pressione emotiva né la pressione difensiva e va a canestro con una facilità che da qui sembra disarmante. Fertile che apre benissimo per Gobbo, dai 3 punti, sbaglia, si lotta a rimbalzo, Boccalato recupera la palla, poi può aprire per Antonello che serve, Boccalato che subisce fallo da sotto, e anche Conegliano però gira bene la palla, fa vedere delle ottime giocate. Siamo lì, ce la stiamo giocando alla pari con una corazzata come Marghera, e io credo che questo onestamente debba bastarci. Dobbiamo perlomeno essere orgogliosi di come le ragazze stanno giocando, ecco. Esatto, forse non è giusto che ci basti, perché è bello provarci fino in fondo, ma sicuramente le ragazze devono essere coscienti che stanno facendo veramente bene contro una squadra, ripetiamo, costruita per competere a livelli altissimi. Sfortunata sul primo tiro libero Boccalato, è veramente beffata anche sul secondo, incredibilmente, una sfortuna pazzesca per Ross Boccalato. adesso da Pozzo con la palla, Diodati, Guerra, Gobbo con la palla, Fertile, 3 secondi alla fine, tabellata, si lotta rimbalzo, Marton per Boccalato che serve Maschietto che si fa spazio, spalle a canestro e poi va a insaccare in faccia a Claudia Gobbo. Una magia di Maschietto che porta di nuovo la partita in parità. No, è ancora Marghera con la palla in mano per provare a rimettere il muso davanti. Adesso Diodati, bellissimo taglio. Grande lettura qui di Marghera, Fabio. La sua playmaker titolare ha fatto un assist pazzesco. E brava da Pozzo poi a concludere lì, che non era per niente semplice. Marton con la palla, riapre il gioco, sfrutta il blocco di Maschietto, poi un passaggio davvero lento per Maschietto, 5 secondi alla fine, dentro Marton che subisce fallo, non riesce a concludere, probabilmente non era fallo, e Marghera ci pulisce in transizione con da Pozzo settore giovanile a Udine, poi una vita in Serie A Udine anche da capitana, Poi ancora più 4 Marghera, Fabri, e adesso la lettura di Antonello per Marton non è per Maschietto, non è precisa, esce Serena Marton, esce Claudia Mabiglia, entra Magic Giorgia Zanardo e di nuovo Marta Sponchiado. e coach Minincleri si gioca anche la carta Magic Zanardo. Vedremo dell'aggressività in campo, credo, in questa fase.
Fertile da 3 punti, di solito è precisissima e non si smentisce. Marghera prende un piccolo gap, 38-31, freddissima ovviamente Giovanna Fertile, e subito lo staff di Conegliano vuole parlarci sopra. Time out in campo e time out anche per noi. Tre minuti e 50 alla fine di questo terzo periodo e Fabri qui c'è stato un momento, un break di Marghera che dopo una lunghissima parità, sì, le squadre erano avanti di 2, di 1, adesso Marghera pare aver preso il vaporetto per andare a farsi un giro in piazza San Marco. Sì, sembra che abbiano trovato la scia giusta, che abbiano trovato la corrente giusta le ragazze di coach Scarpa. Vediamo se Conegliano riuscirà a rompere l'inizio della partita. 3 secondi rischiati a Marta Maschietto, che aveva preso bene posizione dentro l'area, ma forse si era trattenuta un po' troppo a lungo, e quindi palla persa per Conegliano. E bisogna soffrire, bisogna difendere adesso, difendere e lavorare forte sul tagliafuori. Pressione di Marta Sponchiado su Guerra. Buona la difesa di Maschietto e l'arbitro dice che è una difesa fallosa, e tutto sommato è vero, tutto sommato abbiamo visto altre situazioni molto simili questa sera. Sì, diciamo, vabbè, fischio che ci sta. Zanardo è costretta a fare fallo su Diodati, che ha usato tutta la sua esperienza decennale, anche lei a 1 a Chieti, poi Brindisi, Abano, Vicenza, Ponzano, capitana NPT dalla B ai playoff in A2. Insomma, stiamo parlando di gente che di pallacanestro ad alti livelli ne ha giocata veramente tanta. Infatti segna il primo tiro libero per il 39-31, segnerà anche il secondo. Eccolo lì, e Zanardo si fa perdonare col rimbalzo difensivo. Antonello quasi un'infrazione di passi, e poi Boccalato, è corto dai 3 punti, ma è Magic Zanardo è stata buttata nella mischia a fare questo, a prendere palloni dalla spazzatura e a trasformarli in pepite, cioè in falli subiti e in tiri liberi. Sì, Giorgia è bravissima, lo sappiamo, in questo tipo di lavoro che in questo momento è importante, perché Marghera ci ha surclassato sul piano del rimbalzo, e questa può essere una delle chiavi per la quale si trova in vantaggio di 8 punti. Un'altra chiave è sicuramente la grande esperienza, perché ha saputo chirurgicamente colpire quando Conegliano magari ha un attimo mostrato il fianco. Però infatti, e quindi il fatto di rimettere la partita sul piano dell'aggressività e della velocità è fondamentale per Conegliano, il chi meglio di giocatrici come Giorgia Zanardo, per mettere un po' di... Esattamente, e anche Marta Sponchiado. Non dimentichiamocela. In questo momento sicuramente la lettura di coach Vincleri è corretta, infatti abbiamo creato un po' di casino e Marghera ha perso palla. Detta in soldoni. Sponchiado chiude il palleggio, Boccalato con la palla, e c'è un fallo subito, che spero, sul blocco, e Marghera ha esaurito il bonus. Saranno 2 tiri liberi per
Marta Maschietto no, Giorgio No, Zanardo, Giorgio di Zanardo nuovo, ancora, però esatto. in lunetta. Chiaro che qui abbiamo anche la curva basket Priula che fa il tifo per Giorgia, che mette il Sacca al primo. Non una grande tiratrice di liberi, no, Giorgia Zanardo. concentriamoci a prendere Lo sappiamo. E invece non era vero. è la gufata. È un pezzo di ghiaccio Giorgia Zanardo quando sente l'odore del sangue, quando vede la possibilità di riavvicinarsi. 39-34, 5 punti da recuperare per Conegliano. Marghera con la palla. Fertile ci sta veramente castigando con la sua freddezza, con la sua precisione dalla distanza. Fabri, quando accade questo comunque a un certo punto non ci puoi veramente fare nulla. Assolutamente, giocatrice di una classe cristallina e di livello superiore. Forza al tiro, Boccalato, ancora Zanardo che quasi recupera il pallone. Vorrebbero un fallo i tifosi di Marghera, forse un contatto falloso anche da parte di Sponchiado. Tanta aggressività in campo, Resemini con la palla. Adesso Carraro marcata da Maschietto, buona la sua difesa. Poi chiude Gob, difesa molto bene da parte di Antonello. Boccalato con la palla, campo aperto, Boccalato per Zanardo che finta il tiro e poi va a segnare un canestro rovesciato dopo che aveva portato a scuola tutta la difesa fintando un tiro da tre. Grande Giorgia, qui un impatto devastante in questo terzo tempo per lei, continua a picchiare come se non ci fosse un domani, ma è questo che deve fare in questo momento. Secondo fallo per lei, 5 punti a referto, adesso esce la sboccalato, rientra Emma Gemma Daidone. Proviamo a capire se riusciamo a trovare delle chiavi per contenere questa Marghera che ha una classe devastante. Quando trova uno spiraglio per il tiro da 3 punti non ci pensa due volte, mi dà una precisione incredibile. Dobbiamo buttarla proprio sull'intensità, non farle respirare, perché questa squadra è troppo forte per permetterle anche di prendere solo una boccata d'ossigeno. Dobbiamo sportivamente mettere loro le mani addosso come sta facendo Zanardo su Portile e poi la palla recuperata, e questa è una palla recuperata di Magic Zanardo che è andata addirittura a chiudere una giocatrice, dicevamo, di categoria decisamente superiore come Giovanna Pertile, che stava prendendo la sua squadra sulle spalle. Sponchiado, 50 secondi alla fine del quarto, 42-36, Maschietto con la palla, cerca di servire Daidone, spalle a canestro, molto distante da canestro, che riapre per Sponchiado, sbaglia tiro, Zanardo rimbalza in attacco. E come non ho più parole per commentare la partita di Giorgia Zanardo, ottima difesa di Marghera sul passaggio di Veronica Antonello. Poi buona la difesa di Maschietto, forse anche fallosa, forse un contatto. 18 secondi, possiamo giocare fino alla fine. Attenzione al rientro di Resemini, Sponchiado non si fa beffare, poi lavora bene per servire Maschietto che viene stoppata da Tasca. 2 secondi alla fine del quarto, da casa sua Carraro non colpisce neanche il tabellone. 42-36 e ancora gli ultimi 10 minuti da giocare qui a Conegliano, ma prima 2 minuti di pausa.
Allora riprendiamo la linea qui al Pala BFC, sta per iniziare il quarto di una partita tesissima in cui Conegliano gioca contro Marghera, una Marghera devastante che ha creato un break di 8 punti. Conegliano ha rosicchiato qualcosa, ma Marghera sembra proprio destinata a portarsi a casa la posta in palio questa sera. Veramente trovare la chiave di una matassa complicatissima, il bando della matassa, non la chiave. Facciamo veramente fatica in attacco, prima di tutto perché Marghera comunque ci concede pochissimo, soprattutto al tiro da fuori, che per noi è un'arma molto importante, e riesce ad avere un'ottima transizione difensiva, quindi abbiamo poche possibilità di giocare in contropiede. Dall'altra parte sono molto efficaci soprattutto con alcune giocatrici. Adesso c'è questa marcatura Magic Zanardo Fertile, c'è un cambio, addirittura Zanardo su Tasca che va a segnare da sotto, molto brava Tasca, è un grande gancio di sinistro. Con la marcatura di Zanardo non è semplice trovare la sala del canestro. Intanto di nuovo Giorgia che ci fa vedere anche cos'è un backdoor, e Giorgia Zanardo ha questa caratteristica che già ci aveva fatto vedere nelle finali di Serie C, se ricordi Fede, contro Mirano, di interpretare in questo modo le partite importanti, caratteristica non da poco, però ancora segno Marghera per il 46-38. Daidone con la palla, ma troppo distante dal canestro. Adesso una palla per lei che non riesce a segnare, ma riesce a servire. Maschietto, movimento Moma, doppio movimento Moma, poi sbaglia l'appoggio da sotto e Marghera può davvero mettere le mani sulla partita con la bomba della solita Fertile, che davvero chirurgica questa sera. 4 bombe per lei, 14 punti, ma tutti i canestri decisivi. Marghera va sul più 11 a 8:43 dalla fine della partita. E dire, si fa davvero difficile per Conegliano, ma sappiamo che le nostre ragazze comunque ci hanno abituate a delle imprese comunque inaspettate. Sai Fabrizio, penso che la chiave qui, l'unica chiave che Conegliano possa continuare a giocarsi sia quella dell'intensità. Purtroppo Marghera ha una classe sopraffina, ha delle giocatrici che possono cambiare la partita dal momento all'altro, ma quando giochi con una Fertile così, con questa precisione dall'arco dei 3 punti, quindi in grado di essere pericolosa sia da fuori sia da dentro, grazie al suo imponente fisico, è sicuramente un'arma in più che oggi sta determinando una vittoria per Marghera, che è avanti di 11, una partita a così basso punteggio. Si è creata un divario davvero importante, però siamo sicuri che Conegliano abbia ancora voglia di provare a riaprire la partita e che provi a farlo da questa prima azione in attacco. Maschietto con la palla, quasi un'infrazione, poi perde il pallone e Marghera da sola in contropiede con Tasca che va a insaccare da sotto. Pessima uscita dal time out per Conegliano. Adesso sono 13 punti da recuperare. Maschietto con la palla, dobbiamo continuare a crederci, però chiude il palleggio, serve Daidone che non tira da 3, si gira, subisce fallo, non viene fischiato, tocca per ultima, palla di Marghera. Sul cubo del cambio Boccalato, Amabiglia e Serena Marton. Ma rimescola completamente le carte coach Mincleri, perché deve Conegliano rivoluzionare il suo gioco, perché Marghera sta leggendo bene tutti i nostri movimenti. Riusciamo ad arrivare a dei tiri comunque complicati e questo non ci permette di giocare con tranquillità. Adesso pressiamo giustamente a tutto campo e recuperiamo un pallone molto molto importante. Adesso rientra nella partita anche Cristina Guerra,
al posto di Pertile, sia per dare un po' di rifiuto e di riposo alla fuoriclasse veneziana, sia per dare forse un po' anche di controllo di palla al contropressing. Dall'altra parte buona lettura di Conegliano e buone conclusioni di Boccalato. 51-40, c'è ancora tempo. Assolutamente, il basket è uno sport imprevedibile, però 11 punti sono tanti, padri. Adesso dobbiamo continuare a togliere l'ossigeno a Marghera, vediamo se ci riusciamo, ma purtroppo gioca molto bene Poi Maura Minincleri fa incrociare davanti in maniera un po' troppo facile, e adesso è Amabiglia dai 3 punti a riaccendere le speranze del pubblico e della squadra coneglianese. Carraro per tasca spalle a canestro, ancora Carraro, buona la difesa di Antonello, si gira bene Carraro ma sbaglia, però poi Amabiglia a recuperare il pallone su fallo di Volpato, piuttosto evidente. Diciamo, Amabiglia ha dovuto buttarsi giù per infogliare gli arbitri a fischiare, perché non avevano fischiato i primi 2 contatti, ma il terzo. Adesso il time out per coach Scarpa, noi vi diamo appuntamento fra qualche istante, non prima di avervi ricordato che comunque la miglior giocatrice della partita vincerà il libro sulla vita di Michael Jordan, offerto dalla libreria Tra le Righe, quindi se volete votare, se volete darci qualche indicazione, ci risentiamo fra poco. E siamo di nuovo in diretta, 6 minuti e 46 alla fine di questo quarto, una partita in cui Marghera è avanti 10 punti rispetto al Conegliano. Conegliano sta provando a giocarsi gli ultimi jolly per rientrare in partita, una partita difficilissima contro la prima della classe, che ha fatto capire quanta classe ha in campo, però tanto cuore da parte di Conegliano. Ancora un backdoor, questa volta è lestissima Anita Carraro, anche lei braccia lunghissime per intercettare il passaggio, e poi ottima chiusura difensiva di Amabiglia, ottimo aiuto difensivo per lei. Adesso 8 secondi per andare al tiro, addirittura cadono sia Marton che Tasca in mezzo all'area, e poi bravissima Volpato con l'aiuto del tabellone. Peccato questo passaggio sbagliato da parte di Antonello, che apre il contropiede di Marghera. Superiorità numerica, ci può uccidere Diodati, ma preferisce giocare. Giustamente Diodati vuole usare il cronometro perché il gap è importante. Diodati dalla lunghissima sbaglia, contropiede, riceve in qualche modo, e poi in allontanamento Boccalato a segnare un tiro non difficile, difficilissimo con contatto non sanzionato, e comunque Conegliano a meno 2, è piuttosto complessa la situazione. Mamma mia, quasi un altro recupero di Boccalato, che poi buca l'anticipo, sbaglia però Resemini, ancora Volpato, anche lei importantissima in queste fasi a rimbalzo in attacco. Una giocatrice monumentale Volpato, così come è importantissimo adesso il recupero di Amabiglia per Antonello, se la sente dai 3 punti, purtroppo esce, peccato, poteva essere veramente un tiro che dava tanta speranza a Conegliano che però non deve mollare, deve continuare a lavorare sulla falsariga dell'intensità difensiva, non deve far respirare Marghera, non deve farli giocare però con tutti questi secondi, perché adesso Marghera
userà il cronometro. Carraro, spalla canestro contro Aura Minincleri, va quasi a stopparla, scadono i 24, ancora una buona difesa coneglianese, dobbiamo sbloccarci un po' in attacco, ed entra Elena Lazzari al posto di Aura Minincleri, ed è time out in campo, credo per coach Minincleri. Allora, Se vuoi parlarci allora del premio per l'MVP di questa sera? Sì, allora ricordiamo che innanzitutto sempre avremo i nostri microfoni coach Scarpa, perché come sempre, come di nostra consuetudine, verrà regalato al coach della squadra ospite una bottiglia di vino messa a disposizione dal nostro main sponsor Buzzer Wine, una Magnum di Prosecco DOCG, come segno di ospitalità nei confronti delle squadre che vengono a giocare qui a Conegliano. Per l'MVP della partita, che invitiamo gli amici che ci seguono da casa a scriverci in chat per suggerirci a chi verrà destinato questo premio, verrà donato la biografia di Michael Jordan, un atleta totale. La biografia è donata dalla libreria Tra le Righe, con cui Conegliano quest'anno ha fatto un gemellaggio atto a promuovere la cultura nel mondo dello sport, proprio perché noi crediamo che oltre ai valori che insegniamo qui in palestra, anche la cultura vada a braccetto con l'attività sportiva. E quindi Roland Lazenby, Michael Jordan, la vita, una descrizione del Michael Jordan campione che conosciamo tutti, ma anche dei lati del suo carattere che non tutti conoscono, la sua storia lontano dai teleschermi. Ancora Conegliano con la palla, Amabiglia chiude il palleggio, e Antonello che può tentare il tiro per Amabiglia dai 3 punti, sfortunatissima Amabiglia, ma recuperiamo il rimbalzo in attacco grazie credo anche a una palla tenuta viva da Elena Lazzari, e adesso è Antonello proprio per Lazzari che finta il tiro da 3, subisce un contatto e sarà una rimessa da fondo per Conegliano, ma molto bene Elena Lazzari, grande energia per lei, tiene vivo un pallone, poi subisce un fallo. Marton con la palla per Antonello che può attaccare per Lazzari da 3, è sfortunata Elena, ma era la tipologia di tiro che lei può mettere in ogni momento, infatti applaude coach Minincleri. Buono lo show di Boccalato, buona poi la difesa di Lazzari, poi spalle a canestro, Volpato contro Antonello, monumentale la difesa di Antonello perché si era girata davvero bene Volpato che poi va a commettere fallo. Uno scontro tra titani, Fabri, abbiamo visto una difesa monumentale di Antonello, ma anche la grande forza e la grande esperienza di Volpato. Ha una forza fisica terrificante, te lo dico, quindi stare lì è stata veramente un'impresa. Peccato questa palla persa adesso, in questo momento. 3 minuti e 23, 55-45, attacco Marghera, Guerra, spalle a canestro, Claudia Gobbo contro Serena Marton, tanti centimetri per Claudia Gobbo che li sfrutta e li fa valere tutti, si lamenta Serena ma non poteva fare molto di più, neanche lei in quella situazione. 57-45, mani addosso a Serena che si lamenta, poi Boccalato che segna da sotto perché non ci sta Rossana, segna il suo 9° punto, pressione di Amabiglia, questo è fallo e se ne accusa prontamente. Grande rispetto e grande sportività tra tante atlete che hanno giocato insieme, perché veramente abbiamo degli scontri pazzeschi, Antonello, Volpato, Amabiglia, Diodati, eppure sempre grande rispetto per queste giocatrici. E Diodati probabilmente chiude questa partita come lei sa fare, un tiro dalla media, freddissima per il più 12, a 2,25 dalla fine, recupera una palla persa
Boccalato che poi vuole giocare spalla canestro per Antonello, dai 3 punti Antonello, è corto il suo tiro, si lotta a rimbalzo, c'è un fallo, restiamo qua. E questo è il quarto fallo per Marghera, però sono solo 2 minuti e 13 secondi dalla fine. Sono pochi, qui Conegliano deve provare a velocizzare ancora di più il gioco, cosa non semplicissima. E Antonello va per un 2+1. 59 pari, 2 minuti e 10. Tiro libero per Veronica Antonello che non ci sta. È il quarto fallo scusate. È il quarto fallo di Tasca. Adesso pressione tutto campo per Conegliano, -9, però è libera Diodati che giustamente decide di far passare il tempo. È fallo, certo. Assolutamente. Per Conegliano è solo il secondo fallo che in questo momento potrebbe non essere neanche una cosa buona. Nonostante di solito sia una cosa buona non avere tanti falli, in questo momento ci condanna all'impossibilità di giocarsi il fallo sistematico. E sul tubo del cambio ovviamente ancora lei, Giovanna Pertile, e le sue ginocchiere. Ha davvero preso in mano questa partita nel secondo tempo Giovanna Pertile. Diodati con la palla a far passare il tempo, poi attacca Amabilia, bello il passaggio per Volpato, e Pertile dei 3 punti, sbaglia questa volta. Campo aperto Antonello, Boccalato da 3, 1:41 alla fine. Difesa 3 a tutto campo, pressione a tutto campo, sono solo 6 punti, però è davvero poco il tempo, è davvero poco, si cerca di rubare la palla a Guerra, cosa non facile, poi da fare fallo a Amabilia, se ne accusa prontamente, è il suo quarto fallo. 1 minuto e 29, solo il terzo fallo per Conegliano, rientra nella partita Serena Marton. 14 secondi per andare al tiro per Marghera che mette la palla in campo, pressione di Conegliano, forse bisogna comunque fare anche il quarto fallo e provare poi a fermare il tempo, tanto il tempo invece passa. Bello il passaggio di Diodati, ma sbaglia da sotto Marghera, fallo per Conegliano. Antonello con la palla, passa il tempo, Amabilia da 2, insacca il -4 a 1 minuto e 1 secondo dalla fine. Amabilia cerca di rubare Lazzari, Marghera fa passare il tempo, Boccalato non ci crede più di tanto, poi fallo di Marton, ci stava anche lo sfondamento, ma ci stava anche il fallo della difesa. È corretta questa lettura arbitrale, Fabri, perché Marton è arrivata scivolando. È arrivata un po' tardi in effetti. Adesso si asciuga la palla. I secondi, -4, veramente un peccato trovarsi a questo distacco con così poco tempo ancora da giocare. È -4, non -3, scusatemi. E saranno ed è solo questo il quarto fallo, quindi adesso esaurisce il bonus anche Conegliano, però mancano 51 secondi. Adesso Conegliano può anche fare fallo per filmare il tempo, forse sarà questa la scelta tattica. Non riusciamo a fare fallo, Diodati riesce a segnare con l'aiuto del ferro per il +6, campo aperto e poi Amabilia da 3 punti sbaglia, rimbalzo di Resemini, Diodati, 30 secondi alla fine, spende il fallo ma si scusa prontamente Veronica Antonello. 32 secondi e 9, 6-1, 5-5 per Marghera.
impegno ai tiri liberi, 6-3-5-8, 3 secondi alla fine. Veronica Antonello dai 3 punti, è corto il suo tiro, 24 secondi alla fine. Possiamo dirlo, mamma butta la pasta perché Giants Marghera sbanca il palo BFC dopo una partita molto intensa, ma Marghera meritatamente fa valere tutta la sua classe, tutta la sua esperienza e rinsalda la sua posizione al primo posto in campionato, meritatissimo primo posto. Ultimi 8 secondi, Amabiglia può tirare da 3, può sbaglia da 3 punti Amabiglia e scade il tempo, no, 1/10, la partita è finita, ma io credo che le ragazze e lo staff tecnico di Conegliano non abbiano nulla da recriminare, hanno perso contro una grande squadra che ha fatto una grande partita, ci abbiamo provato, siamo state sfortunate in qualche occasione, ma comunque la difesa di Marghera ci ha costretto anche a tanti errori, punteggio un po' più basso del solito. Conegliano credo che abbia fatto la sua partita. Eh sì Fabri, grandi applausi a Marghera, da parte nostra una sconfitta a testa alta contro una squadra veramente progettata per vincere. Una bellissima partita, è stato adesso emozionante per noi, anche è difficile raccontarvela perché veramente il pubblico ha spinto le ragazze di casa fino all'ultimo. Ora non ci resta che fare gli omaggi alla squadra ospite. Ci rivediamo tra poco a centrocampo con coach Luca Scarpa e l'MVP di questa gara.
Eccoci qui alla fine di questa partita con coach Luca Scarpa. Coach, oggi avete sbancato Conegliano, una partita complicata però da grande squadra ne siete venuti fuori. Una partita da playoff, una partita da finali tra due ottime squadre che hanno giocato della buonissima pallacanestro per 40 minuti e anche se spesso la tensione l'ha fatta da padrona e abbiamo sbagliato entrambe cose anche banali, ma ci sta, c'era agonismo, c'era la tensione, c'era la voglia di provare a mettere un tassello in più. Dal punto di vista del risultato numerico cambia poco o nulla. Conegliano è seconda squadra a pienissimo merito e auguro a Conegliano di continuare a lavorare così come sta facendo, per cui migliorarsi ogni momento. Non era una partita scontata, non era una partita facile, e tant'è vero che l'ultimo break è stato fatto a metà del quarto quarto, per cui ce la siamo giocata veramente punto a punto per 35 minuti. Un campionato incredibile il vostro, avete perso solo 2 partite, è complicato però tenere alta la concentrazione dopo tante vittorie. È estremamente complesso. Non so se avete visto le partite della nazionale, dove il mantra è stato con le squadre che non sono preparate quanto noi si fa più fatica a giocare, no? E la cosa più difficile, questa partita qua è stata facile, non perché abbiamo vinto, perché abbiamo trovato un avversario abbordabile, ma facile perché gli stimoli per una partita così ci sono, la concentrazione c'è e la voglia di misurarsi e di provare a portarla a casa c'è. In altre partite dove c'è un divario più netto è più difficile tenere la concentrazione e tenere il ritmo a partita. Benissimo, da parte nostra un grande in bocca al lupo per il proseguo di campionato. Coach, ti lasciamo una bottiglia di Prosecco messo in palio dal nostro main sponsor Bazzo Wine, andate a godervi questa vittoria. Grazie mille, un mega in bocca al lupo a Conegliano. Grazie coach. E adesso vi chiediamo un grande applauso per l'MVP di questa partita, MVP tra le righe, signore e signori, numero 46 di Marghera, Giovanna Pertile. Ciao Giovanna. Buonasera, buonasera. Allora Giovanna, noi normalmente mettiamo in palio per l'MVP un libro sul basket, oggi te lo consegna Renzo Bariviera. Complimenti. Grazie mille. Non ce la fai a leggerlo tutto in una serata. Penso di no, ma mi impegnerò, promesso. Grazie. Allora, Renzo è una leggenda del basket, Michael Jordan, il libro di oggi, un'altra leggenda, insomma da leggere è lungo, però con la partita che hai fatto stasera hai dimostrato che veramente puoi spaccare le partite. Sì dai, io non sono una leggenda sicuramente, però mi piace giocare, mi diverto, quindi anche quando la squadra gira è tutto più semplice, quindi quello che ho fatto è stato grazie al movimento di palla, alle compagne, alla condivisione, e quindi così è bello giocare. Michael Jordan diceva che col talento si vincono le partite, con il lavoro di squadra si vince il campionato, e voi insomma siete sulla buona strada per farlo. Raccontaci un po' della tua squadra adesso. Ma noi stiamo andando bene, siamo sulla strada giusta e il fatto di riuscire appunto a stare insieme anche nei momenti di difficoltà, quello fa molto. Dobbiamo continuare così perché è l'energia che ci porterà lontano. Bene, complimenti ancora un grande in bocca al lupo a te e a tutta la tua squadra. Grazie. Buon campionato. Grazie. Allora, le ultime parole con Renzo. Qui Renzo, io ti ringrazio veramente di essere stato con noi oggi. Saluta il pubblico che oggi era numerosissimo. 2 parole per la passione che il pubblico mette per questa squadra. No, io mi sono divertito, il basket femminile è sicuramente migliorato e quindi invito tutti a ritornarci anche la prossima volta. Un grande applauso per BFC e per Renzo Bariviera.
e quindi torniamo qui in diretta dopo la premiazione di coach Luca Scarpa e la premiazione di Giovanna Pertile come miglior giocatrice della gara. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sabato 21 marzo ore 18:45, sempre qui al Pala BFC per la prossima partita casalinga, 2 turni consecutivi in casa per BFC contro Muggia. E quindi da Fabrizio Torazza e Federico Cais una buona serata a tutti. Bene.